Ucciso o quasi la partita. Punteggio che rimane sul 3-0, colpo di testa di Russu, rimessa per il Barnuraghe, vicino dalle passaggio chiusa solo per un attimo da Samuele Pinna, rimessa a Barnuraghe, la battuta a Murru, ha ricevuto Usai, si muove Poddighe, altro angolo per il Barnuraghe, riceve nei pressi del cerchio del centrocampo, lui va da Poddighe, prova a sfidare Usai, non riesce a ritagliarsi lo spazio per il tiro, il servizio per Murru, poi Usai che pensa solo per un attimo alla conclusione, cerca Poddighe, c'è un tocco di un giocatore in maglia bianca, chiede distanza, il Barnuraghe ovviamente la ottiene. Usai, Poddighe, Luiu, Murru, prova ad andare via a Caggiari, si dimentica il pallone, non si capiscono Murru e Luiu, arriva la palla persa per il Barnuraghe, Caggiari, Pinna, controllo mancato qui da Fiori, anzi da Pinna, scusate, ha fatto ripartire la gara mossa Luiu, Usai, Poddighe, Luiu, attaccato da Caggiari, si muove Murru, servito con il tacco dalle parti di Poddighe, ottima l'idea, quindi Murru, Caggiari, Pinna, tocca a Usai, l'ultimo tocco è di Pinna, rimessa già battuta da Poddighe, Usai per Murru, il fallo della bottega della frutta, terzo fallo di squadra per la squadra in maglia bianca, che ha ancora 2 minuti per giocarsi 2 falli che la separano dal bonus. Luiu cerca il movimento di Murru, poi Poddighe accenna solo la pressione Caggiari senza esasperarla, alla fine la bottega della frutta recupera palla, Pinna controlla con la suola, prova a sfidare Luiu che gli sradica il pallone dai piedi, a destra c'è Murru, a sinistra Usai, cercato quest'ultimo, poi Pinna, duello fra numeri 10 vinto da Luiu che prova a liberare il destro, altra deviazione della difesa, poi non c'è fallo su Gavino Pinna.
Luiu, Usai, Murru prova a liberare il destro, non trova lo specchio della porta difesa dall'ottimo Marco Diana. Pinna cerca un compagno sulla verticale, non si era mosso Caggiari, allora lui serie di doppi passi. Oddio, si muove sulla linea di fondo Murru, pallone recuperato da Samuele Pinna che può accelerare per Caggiari. Samuele Pinna 4-0 a 45 secondi dalla fine del primo tempo. Dilaga la squadra. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 2.700 km di reti e 98 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato per la prima volta il metano sull'isola. Attualmente 104 comuni e 51.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti. Su medeagas.it trovi tutto il necessario per consentire il servizio di distribuzione del nuovo gas naturale nel tuo territorio. Medea, sicurezza, affidabilità e innovazione per la Sardegna.
Tempo per l'appuntamento con la deviazione. Pinna si butta dentro l'altro Pinna Gavino. Rimessa per la bottega della frutta, servizio per Gavino Pinna che cerca il destro, troppo strozzato, palla che termina addirittura oltre la linea laterale. Fiori, Luiu, Poddiga, 1 contro 1 con Caggiari, servizio per Luiu, cercata l'imbucata per Fiori, ha chiuso Gavino Pinna, è ripartita la bottega della frutta con il tandem Samuele Pinna Caggiari, spezzato il raddoppio da Samuele Pinna, arriva il fallo della difesa commesso da uno tra Murru e Roberto Fiori. Un calcio di punizione da posizione interessante. Terzo minuto della ripresa, 4-1 qui a Sassari. Battuta affidata a Samuele Pinna, barriera 2 composta da Fiori e Luiu, è organizzata da Mossa. La battuta di Samuele Pinna, potenza e poca precisione nella sua conclusione. Luiu triplicato, fallo Baldino, punizione per il Barnuraghe. Qui Luiu con esperienza a trovare il fallo della difesa, poi ingenua qui la formazione in maglia bianca nel regalare un calcio di punizione a un ottimo tiratore quale Cristian Luiu. Quarto minuto nel secondo tempo, va Luiu, 4-2. Avevamo detto non era una grande idea commettere fallo 3 contro 1 sulla linea del fallo laterale. Cristian Luiu bravo a punire l'ingenuità avversaria e abbiamo una partita. Gavino Pinna, Baldino, Gavino Pinna in orizzontale dalle parti di Caggiari, viene incontro Baldino, contro movimento di Samuele Pinna che taglia fuori Poddiga, cerca l'imbucata per Gavino Pinna, ultimo tocco di Usai, rimessa laterale già battuta. Gavino Pinna a sfruttare tutti i chili dei quali dispone per proteggere il pallone, poi il destro deviato in angolo da Mossa. È uscita dall'intervallo decisamente meglio la formazione in maglia celeste, 2 gol di Luiu a togliere certezza alla bottega della frutta, a dare fiducia al Barnuraghe. Caggiari, Samuele Pinna petina la palla con il destro, l'ha recuperata Usai, la ripartenza del Barnuraghe, la puntata di Usai con il piatto del destro di Ana a dirgli di no. Fallo commesso da Caggiari, ha già battuto la punizione il Barnuraghe. Luiu cancellato il suo tentativo da una splendida parata di Diana. Gavino Pinna, ora è decisamente un'altra partita, prova a riprendersi l'inerzia la bottega della frutta, la sterzata di Samuele Pinna, fallo Poddiga, punizione per gli uomini in maglia bianca. Sesto minuto in corso qui a Sassari, ai campi di Luigi Scardaccio, 4-2 per la bottega della frutta che ha segnato tutte le reti nel primo tempo. Veemente però la reazione in questo avvio di ripresa del Barnuraghe, 2 gol di Cristian Luiu a riportare a contatto quasi una squadra che sembrava sotto un treno dopo i primi 25 minuti. Punizione nel frattempo battuta da Samuele Pinna, deviazione avversaria, rimessa già battuta. Gavino Pinna va a terra con troppa facilità per
il direttore di gara, che lo ricordiamo è il signor Salvatore Vinci. Caggiari con la punta senza trovare lo specchio della porta. Fiori, Luiu con la suola, la lascia lì per Roberto Fiori. Luiu ancora, Roberto Fiori, conclusione fiacca, facile per Diana, c'è spazio per la ripartenza. Samuele Pinna, poi Caggiari gli ha detto di no. Mossa, Samuele Pinna prova a sfidare Fiori, servizio per Baldino che torna dal suo numero 10 che prova a incrociare il sinistro, chiude tutto Fiori, prova a ripartire il Barnuraghi. Usai ha capito tutto, però Gavino Pinna che lascia lì Luiu. Gavino Pinna disturbato dal fallo di Usai, netto, evidente, punizione per la Bottega della Frutta, che ora sembra aver reagito un minimo all'inizio shock del secondo tempo. Sono arrivati 2 gol in poco più di un battito di ciglia, li ha segnati entrambi Cristian Luiu, e arriva ora il minuto chiamato dal Barnuraghi, il tutto quando sono andati via 7 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo. Ricordiamo ancora una volta il risultato qui a Sassari, la Bottega della Frutta 4, Barnuraghi 2. Primo tempo che, così come avete avuto modo di vedere, è stato dominato dalla squadra in maglia bianca. 4 gol, 3 di Caggiari, 1 di Samuele Pinna, se la memoria non ci inganna. Barnuraghi che sembrava sconfitto, invece in avvio di secondo tempo è arrivata la doppietta di Cristian Luiu. Squadre che rientrano sul terreno di gioco, la Bottega della Frutta con 2 gol da gestire, Barnuraghi che ne ha altrettanti chiaramente da recuperare in 17 minuti e spiccioli. C'è tutto il tempo per far sì che possa succedere qualsiasi cosa. Si torna a giocare, mossa dalle parti di Stefano Ruiu. Si fa vedere Roberto Fiori, il taglio di Usai cercato, l'ottima copertura di Gavino Pinna, poi Caggiari largo. Mossa vicino dalle parti di Usai. Fiori prova ad allungare la squadra Ruiu, Fiori non ha modo di servirlo e allora si abbassa il numero 3, la palla di prima, bella con il sinistra dalle parti di Usai che cerca di chiudere il triangolo. Pallone che diventa buono per Luiu che mette palla su sinistra, blocca per lui Usai, deviazione Florenzano. Rimessa al lato per gli uomini in maglia celeste. Fiori prova a sfidare Samuele Pinna, ha cercato Luiu, deviazione di Samuele Pinna che aiuta, agevola l'intervento di Diana. Caggiari, Diana di prima, bene per Gavino Pinna, 1 contro 1 con Luiu che non riesce a recuperare il pallone. Gavino Pinna, siamo ai 10 metri, servizio per l'omonimo Samuele che prova a chiudere il via. Il pizzico di mestiere guadagna qualche secondo.
Diana un paio di passi oltre la linea della sua porta, va Luio, 8-7 Barnuraghe, è andata a riprendersi una partita che sembrava chiusa almeno in un paio di circostanze. Il tiro libero di Cristian Luio, procacciato da Usai. Samuele Pinna ha recuperato palla Usai, che era la pettina con la suola. Gavino Pinna, ultimo tocco Usai, la rimessa è bianca. Gavino Pinna, Caggiari, ha capito tutto Roberto Fiori, si muove Usai, poi Roberto Fiori, duello con Caggiari che riesce a soffiargli il pallone. Torna indietro da Diana, 1 minuto e mezzo al termine del primo supplementare, 8-7 Barnuraghe. Florenzano, un po' di spazio per il giocatore della bottega della frutta, poi Caggiari evita il fallo Fiori, si va ancora dalle parti di Florenzano, il movimento di Samuele Pinna. Ruiu recupera palla, fallo Samuele Pinna, altro libero per il Barnuraghe. Proteste chiaramente vane dalla bottega della frutta, in un déjà vu di quanto accaduto non troppo tempo fa. Cristian Luio, nuovo duello individuale con Marco Diana per dare 2 gol di vantaggio per la prima volta in questa serata, ma nel momento più importante al Barnuraghe. Luio non sbaglia, 9-7. Caggiari, ultima opportunità del primo supplementare per la bottega della frutta, 4,50 sul cronometro. Caggiari prova da fuori, largo, dovrebbero arrivare a brevissimo i 2 fischi di Vinci. Vediamo se concederà un'ultima opportunità al Barnuraghe, così non è. Finisce il primo supplementare, 9-7 per il Barnuraghe contro la bottega della frutta. Noi ci prendiamo una trentina di secondi di pausa, non di più, torniamo immediatamente. Non c'è un attimo di tregua qui a Sassari in questa finalissima del terzo Memorial Gesuini Pilo. Inizia il secondo tempo supplementare tra Barnuraghe e la bottega della frutta, 9-7 il risultato in favore della squadra. Ora in difesa Caggiari.
2 gol da recuperare in meno di 300 secondi. Sembra utopia, ma questa partita ha mostrato che tutto può succedere in qualsiasi momento. Pallone buono, Caggiari lo regala a Luiu che vede Diana fuori, cerca la porta senza trovarla. Buona l'idea, un po' meno la misura della conclusione. Caggiari con la punta, 9-8. Ed ecco qui che il tentativo di Luiu sbagliato, ora pesa decisamente di più la puntata di Caggiari per il 9-8. 4 minuti e spiccioli, qui Luiu a cercare più il fallo che altro. Alla fine il pallone è comunque suo. Ruiu, Fiori, Usai, si muove Ruiu che poi frena, aspetta Samuele Pinna, raddoppio solo accennato da Gavino Pinna. Usai a gestire il possesso del pallone, servire a Stefano Ruiu che se la dimentica lì, poi il fallo di Ruiu su Caggiari. Ed eccolo il nuovo cambio di inerzia. La palla del pari, l'ennesimo pari di questa partita infinita e ricca di emozioni. Samuele Pinna, contromossa, va Pinna, fuori. Risultato che rimane sul 9-8. Mossa, incontro Luiu, serie infinita di tocchi con la sola. Luiu, destro, palla che tocca, traversa il palo, poi Diana a disinnescare il tentativo di tap-in di Usai. Chiedono il gol gli uomini in celeste, alla fine è solo angolo, tempo che però continua a correre e questo è solo un vantaggio per Luiu e soci. Fiori, ancora Luiu, rimessa affidata a Gavino Pinna. Samuele Pinna, Caggiari. Siamo a metà del secondo supplementare, 9-8 per il Barnuraghe. Diana partecipa anche lui alla circolazione del pallone, poco da perdere, chiaramente poco da difendere per la Bottega della Frutta. Samuele Pinna, Caggiari, destro incrociato, mossa. Angolo battuto, Luiu prova ad arpionare il pallone, poi Samuele Pinna a terra, Luiu. Vinci che ferma il cronometro, Luiu a terra. Ora spiegazioni tra il direttore di gara Vinci e Samuele Pinna, che per un attimo ha pensato gli fosse stato fischiato fallo contro. Direttore di gara che si è semplicemente preoccupato di sincerarsi delle condizioni di Luiu. Tempo che dovrebbe essere fermo, il nostro cronometro dice 3:10, dunque 110 secondi o giù di lì per le speranze della Bottega della Frutta, quantomeno di trascinare la gara fino ai calci di rigore, che eventualmente sarebbero 5 per parte. Questa bella serata di calcio da 5, calcetto fate voi. Si torna a giocare con Usai che rende il pallone alla Bottega della Frutta, che allora può organizzare un'altra iniziativa offensiva con Florenzano. Servizio per Caggiari, la chiusura di Ruiu, poi Florenzano la tocca Roberto Fiori, Florenzano non la tiene in campo. 1 minuto e mezzo, Ruiu troppo profondo, getta via palla il Barnuraghe, che si arrabbia lui, non controlla Gavino Pinna. Ora le squadre sono anche stanche. Ruiu, altra palla buttata via, la smorzata di testa Florenzano. Diana a cercare di trovare Samuele Pinna, che controlla con la coscia, prova a sfidare Fiori che sta bene con lui, tocca per ultimo Samuele Pinna. Dalla linea laterale si muove Gavino Pinna. Samuele Pinna
cambio di lato per Caggiariga, Domestica con la suola, destro centrale, attento Mossa. Gavino Pinna cerca spazio per il tiro, servizio per Samuele Pinna, dopo la suolata del sinistro prova a ripartire il Barnuraghe con Luiu che cerca sul lato debole Fiori, la ottima copertura di Samuele Pinna. Al nostro cronometro mancano 30 secondi. Usai a sfruttare il suo corpo per proteggere palla, poi Diana a cercare Florenzano, palla troppo lunga, la rimessa è celeste. Con tutta la calma del mondo Luiu sulla verticale, Roberto Fiori fischia 3 volte, Salvatore Vinci, è finita. Al centro sportivo Luigi Scardaccio, Ali Punti in Sassari ha vinto il Barnuraghe contro la Bottega della Frutta in questa finalissima del terzo Memorial Gesuina Pilo. Risultato finale, se la memoria non ci inganna, 9-8 per gli uomini in celeste. Io ringrazio Stefano De Martis per le preziosissime immagini che ci hanno consentito di raccontarvi questa serata di sport da Sassari. Ricordiamo per l'ultima volta che la Bottega della Frutta ha perso in finale contro il Barnuraghe, che dunque vince il titolo, 9-8 il risultato finale. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento di serata.